Rieccoci insieme. Chiamo nuovamente all'attenzione della segretaria Elena Di Gregorio, perché avevamo interrotto nella prima parte la questione parlando appunto delle case di riposo. C'è l'altra emergenza, sono gli anziani soli. Molti lamentano il fatto che chi aveva la badante è andata via, è tornata nel suo paese ancora tempo addietro, chi si trova in grosse difficoltà, ma le badanti stesse hanno dei problemi di non poco conto, soprattutto quelle che non sono in regola, e magari non sono in regola perché l'anziano stesso non può permettersi più di tanto di tirar fuori come soldi, perché quelli ha, ed è già tanto che riesca a pagare con i contributi magari dei familiari una persona di supporto. Insomma, ci sono situazioni estremamente complesse e difficili anche tra le pareti domestiche, forse anche più nascoste che non quelle che si appalesano nelle case di riposo, perché dentro le abitazioni, nell'isolamento, c'è un po' di tutto. Sì, c'è il tema degli anziani a casa, degli anziani soli, che è una percentuale anche elevata anche in Veneto. Noi stiamo appunto controllando anche assieme alle ASL e ai sindaci il livello di assistenza domiciliare che viene fornita nell'emergenza del virus. E c'è il tema, come ricordava lei, delle badanti, sul quale abbiamo lanciato l'allarme anche come sindacato dei pensionati, perché abbiamo una grande preoccupazione, c'è paura tra gli anziani, tra i loro familiari e tra le badanti. In Veneto, secondo la Bocconi, abbiamo 30.000 badanti regolari, ma ben 45.000 la stima rispetto a quelle che appunto sono irregolari, che sono nella condizione peggiore perché non possono uscire di casa, perché ovviamente non hanno nessuna certificazione che consenta loro di muoversi, ma complessivamente il tema delle badanti è che non hanno nessuna indicazione. Il 70%, 71% di queste sono donne straniere, vengono da altri paesi che si prendono cura dei nostri cari, e rispetto a questo appunto non c'è nessuna attenzione, quindi loro non sanno come comportarsi, sono in un paese straniero, non hanno dispositivi di protezione né loro né gli anziani che vengono assistiti, e sono appunto in gran parte irregolari. Quindi Ecco, noi abbiamo interrompo solo chiesto un anche su attimo, solo questo. una cosa perché mi viene in mente. Però la Mm, badante che vive con l'anziano, al di là di tutto, è come se sì. considerata, è come un membro della famiglia, per cui la protezione, stando sempre con l'anziano, è come se fosse la famiglia sostanzialmente. E poi c'è la possibilità di eleggere domicilio, per cui lei è residente, avrà la residenza a casa sua, però con l'elezione di domicilio presso la sede dell'anziano, dove peraltro dorme, può spostarsi come i 200 metri da casa, o può andare a fare la Sì. spesa, quindi non dovrebbe aver problemi, no? Le 30.000 regolari sì, ma le 45.000 irregolari sicuramente sfuggono a qualsiasi tipo no, di norma, no? E sono segregate in casa, non escono, ma teniamo conto che sono persone appunto che sono straniere, Mm. e quindi hanno anche un problema rispetto alla comprensione, e non è personale formato. Questo è un No, problema che ci infatti. portiamo dietro da tempo, quella che è la formazione delle badanti, di Mm. quelli che assistono i nostri anziani a domicilio. Quindi noi stiamo chiedendo che questa, diciamo, emergenza consenta anche, siano anche l'occasione, uno, per fare un censimento delle badanti che esistono nel territorio, e questo l'abbiamo chiesto alla Regione assieme ai sindaci nei comuni, ma anche una grande opera di emersione e una sanatoria rispetto all'irregolarità che caratterizza questo mondo del lavoro, che fa parte a pieno titolo della filiera dell'assistenza dei nostri cari, perché senza le badanti il nostro sistema di assistenza non reggerebbe, perché lo Stato non c'è, non ce la fa fino adesso, diciamo, Assolutamente. questa cosa è stata lasciata sulle spalle delle famiglie. Questo fa parte di una richiesta che come sindacato dei pensionati abbiamo fatto da tempo, di una legge nazionale sulla non autosufficienza che metta a sistema tutta la filiera della cura degli anziani,
perché è scaricata completamente sulle famiglie, sia come costi che come responsabilità, come cura, come peso. Adesso con l'emergenza del virus questa cosa sta scoppiando, quindi c'è un tema di precauzioni, di indicazioni. In alcuni territori come SPI abbiamo aperto, è di ieri anche la notizia a Belluno, un numero di telefono per fornire consulenza e assistenza alle badanti e ai datori di lavoro che sono abbandonati a se stessi. Questo è un tema insomma, che dovrebbe preoccupare in primo luogo i sindaci, quindi è un tema che va curato perché appunto si parla di migliaia di nostri anziani che sono nelle mani di queste persone insomma, che hanno la cura. Quindi un intervento sia da parte appunto dei nostri sindaci e un intervento anche da parte del governo per quanto riguarda una sanatoria. C'è poi un altro tema appunto, uno, badanti che sono fuggite, sono tornate nel loro paese di origine, nelle loro famiglie perché appunto per la paura del contagio qui da noi e quindi un'emergenza che è scaricata sulle famiglie insomma, di anziani abbandonati. E l'altro no, è un tema, adesso ho perso il filo del discorso, sì, il tema appunto delle badanti va preso di aiuto alle famiglie, di ammortizzatori sociali. Ecco, noi abbiamo dei casi in cui i familiari sono rimasti a casa perché appunto non lavorano, hanno interrotto la collaborazione con le badanti, ma nella normativa, prima Cristian Ferrari parlava appunto che per la prima volta si è fatto un provvedimento di copertura universale per tutti i lavori, anche gli autonomi, peccato che le badanti sono rimaste ingiustamente escluse da un sistema di protezione. Quindi noi chiediamo che anche a queste lavoratrici vengano riconosciuti gli ammortizzatori nel caso insomma sia interrotto il loro rapporto di collaborazione con le famiglie e con gli anziani. Io volevo dire solo un'ultima cosa rispetto al tema che abbiamo trattato oggi, che è quello della salute delle persone e degli anziani in particolare. Credo che mai come in questa stagione sia apparso evidente a tutti l'importanza di un sistema sanitario universale e pubblico. Lo dico e bisogna che ce lo teniamo a mente perché in questo frangente appunto in cui le persone sono ammalate e alcune insomma anche a rischio della loro vita, se non ci fossero le strutture pubbliche noi saremo allo sbando. Lo vediamo se noi ci confrontiamo con quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, laddove le persone non possono nemmeno farsi un tampone, non possono curarsi perché è tutto a pagamento. Allora noi stiamo riscoprendo l'importanza di una scelta politica, sociale che è stata fatta nel nostro paese quando insomma con la forza anche del movimento sindacale, del mondo del lavoro, una scelta di conquista di civiltà in cui appunto la sanità è pubblica. In questi anni è stata pesantemente attaccata dal punto di vista del taglio delle risorse, ma anche dal punto di vista ideologico, politico, in cui si è preferito in un certo momento indirizzare verso il privato, come se il privato fosse meglio. E adesso invece bisognerebbe rivedere il sistema, infatti. Adesso vediamo che il privato invece non c'è. Non c'è perché appunto non dà nessun tipo di risposta e tutti ci attacchiamo e per fortuna che c'è il pubblico. Questo monito dobbiamo portarcelo dietro anche nella nostra regione dove negli ultimi anni le scelte fatte hanno portato a un taglio dei posti letto, a un taglio delle terapie intensive, lo vediamo anche adesso come si è dovuto fronteggiare, a un taglio della sanità nel territorio che invece è preziosissimo e lo vediamo appunto adesso per favorire il privato. Noi l'abbiamo denunciato e credo che quando questa cosa finirà, e speriamo presto, una riflessione seria
seria certo. dovremo farla anche la politica e anche le nostre istituzioni, perché il Sì. pubblico è l'unica risposta valida che dà una garanzia di sicurezza a tutti i cittadini e in particolare ai soggetti più fragili. Grazie mille. Noi purtroppo siamo giunti al termine, facciamo così, prossima settimana nuovo appuntamento, così anche è l'occasione per fare gli auguri di Pasqua ai nostri telespettatori che seguono sempre costantemente tutti gli appuntamenti dello SPCGL. Io adesso non posso dare neanche la parola più a Cristian Ferrari, vi saluto entrambi, grazie Cristian Ferrari, grazie Elena Di Gregorio, rispettivamente segretario della CGL e segretaria dello SPCGL del Veneto, grazie a entrambi, buon lavoro perché so che siete costantemente in riunioni, assemblee, in aggiornamento continuo. Vi ringrazio ai nostri telespettatori di averci seguito come sempre. Scriveteci, dateci i vostri spunti, le vostre domande, poi noi come sempre ogni settimana interpelliamo il sindacato per avere una risposta. Le sedi sono sempre aperte telefonicamente per tutte le attività necessarie, avete visto prima i numeri telefonici in sovrimpressione. Grazie ancora, buon proseguimento.